Gestivano un'attività di spaccio di cocaina ben avviato la coppia, marito e moglie di origine marocchina, fermata dalla polizia a Massanzago. Il blitz al termine di un'operazione nata dall'inseguimento dell'auto intercettata nel comune dell'Alta Padovana proprio mentre il marito, 30 anni e una condanna alle spalle per spaccio di stupefacenti, era appena sceso per consegnare una dose di cocaina in cambio di 70 euro a un trentenne italiano. Ad attenderlo nel veicolo con la funzione di autista e cassiera c'era la moglie di 28 anni che nascondeva 3.200 euro in contanti. Gli agenti hanno fermato sia la coppia che l'acquirente, che ha ammesso di servirsi dai due da circa un mese. Durante la successiva perquisizione nella casa della coppia in un comune del Veneziano sono stati trovati e sequestrati 4 sacchetti di nylon con all'interno 3,5 di cocaina e altri 2.500 euro in contanti. Per il trentenne scattato l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale di Padova, la moglie è stata invece denunciata.